Pronto? Ok, buongiorno fratelli. Invito tutti ad aprire le proprie Bibbie nel libro di Esodo al capitolo 12. Esodo capitolo 12. Noi leggeremo alcuni versetti da questo testo che racconta della prima Pasqua che è stata celebrata dal popolo di Israele. Ci sono degli insegnamenti molto belli per la nostra vita pratica oggi. Ok? Abbiamo trovato tutti? Alzi la mano chi ha trovato? Ok. Caspita, siamo pochi ancora. Esodo capitolo 12. Sono le mogli che stanno sgomitando i mariti. Trova. Ok, dice così la parola di Dio. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto, dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che si può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello, lo si metta sugli stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangia arrostita al fuoco con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lascerete avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. Mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete di età in età come una festa in onore al Signore. Lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Per 7 giorni mangerete pani azimi fino al primo giorno, toglierete ogni lievito delle vostre case, perché chiunque mangerà pane lievitato dal primo giorno fino al 7° sarà tolto via da Israele. Il primo giorno avrete una riunione sacra e un'altra un 7° giorno. Non si faccia nessun lavoro in quei giorni, si prepari soltanto quello che è necessario a ciascuno per mangiare e non un altro. Osservate dunque la festa degli azimi, poiché in quello stesso giorno io avrò fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osservate dunque quel giorno di età in età come una istituzione perenne. Preghiamo il Signore. Signore Dio nostro, in questo momento noi mediteremo, Padre, sulla Tua parola, la prima festa di Pasqua che è stata celebrata dal Tuo popolo Israele. Signore, questo testo contiene per noi degli insegnamenti di vita pratica, di
insegnamenti spirituali, Signore, che noi vogliamo imparare oggi, ma soprattutto, Signore, che Tu possa insegnarci a non solo a impararli nella nostra mente, ma a praticarli nel nostro cuore, Signore. È questo di cui abbiamo bisogno, di una vita nuova. Pasqua è una festa, è la festa della vita. E noi vogliamo che questa vita scorra in noi attraverso quello che Tu ci dirai e che noi accetteremo e accoglieremo nel nostro cuore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. La Pasqua è la festa della vita. Questa festa, che è stata istituita per la prima volta circa 1500 anni prima che nascesse Cristo, è stata istituita dal Signore in un momento particolare della storia di Israele. Il popolo di Israele, come ben sapete, era schiavo da 400 anni in Egitto e il faraone che era nato, l'ultimo faraone che era nato, che non conosceva tutta la storia di Israele, non conosceva le benedizioni che aveva portato Giuseppe, figlio di Giacobbe, in questo popolo, stava cercando di opprimere Israele. Lui lo voleva usare come schiavo, voleva usarlo per costruire dei mattoni, dice la parola di Dio, e il popolo ha cominciato a essere oppresso dal faraone. E quindi Dio ha sentito i lamenti del suo popolo, sapeva che era il momento di liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto e quindi ha mandato un liberatore che, come tutti voi ben sapete, si chiamava Mosè, insieme a suo fratello Aronne. E Mosè e Aronne sono stati coloro che attraverso i loro bastoni sono quelli che hanno fatto i segni che la parola di Dio chiama le piaghe d'Egitto, 10, no? E fino alla 9ª piaga il faraone, dice la parola di Dio, che ha indurito il cuore. Ma tra la 9ª e la 10ª piaga d'Egitto, ok, il Signore ha istituito proprio la festa della Pasqua. E quindi questo ha un significato particolare, profondo e spirituale che noi oggi vogliamo imparare. La parola Pasqua nell'ebraico, la parola significa Pesach, vuol dire saltare, andare oltre. E in particolar modo io vorrei che tu registrassi proprio questa ultima espressione che io ho detto, andare oltre, ok? Perché andare oltre è il significato di tutto quello che noi diremo oggi attraverso questo testo biblico. All'imbrunire, alla sera, poco prima che le persone andassero a letto, poco prima che la luce proprio fosse il minimo durante tutta la giornata, perché entrava proprio la notte, un agnello doveva essere sacrificato, sgozzato, ok? Il sangue preso, sparso sugli stipiti delle porte degli ebrei, e la carne di questo agnello veniva cotta e consumata dal popolo. Questo aveva un significato spirituale molto profondo. Questo significava che il popolo in quel momento doveva entrare nelle case e restare fermo, perché un angelo del Signore, un angelo sterminatore, un angelo della morte sarebbe passato e avrebbe distrutto, avrebbe ucciso tutti i primogeniti egiziani, ma l'angelo, vedendo il sangue sparso sugli stipiti delle porte delle case ebraiche, avrebbe risparmiato le famiglie degli ebrei. E questo ci riporta chiaramente alla mente il sacrificio di Cristo, l'agnello che è stato immolato, l'agnello che è stato sacrificato per noi, che è la nostra Pasqua, che oggi ha sparso il suo sangue sugli stipiti dei nostri cuori, sull'ingresso delle porte dei nostri cuori. Cari fratelli, io sono in qualche modo, no? E sono triste e allo stesso modo felice di dirvi questa cosa. La parola di Dio ci insegna che allo stesso modo c'è una benedizione e la salvezza per il giusto, ma allo stesso modo un giorno ci sarà un giudizio finale per gli ingiusti. Sapete qual è la differenza tra i giusti e gli ingiusti? È la differenza che noi abbiamo nel nostro cuore, cioè gli stipiti del nostro cuore su cui è sparso il sangue dell'agnello che è stato sacrificato sulla croce. Pastore, ma io vengo in chiesa da tanti anni. Ok, ma ti dico, se tu non hai il sangue dell'agnello sparso sul tuo cuore, un giorno, io mi dispiace dire che sarai giudicato. Pastore, io leggo la Bibbia tutti i giorni, prego tutti i giorni. E io ti dico, com'è il tuo cuore? È purificato dal sangue di Cristo. Sai perché?
Perché un giorno l'angelo sterminatore passerà e se il tuo cuore non è pulito, non è sparso con il sangue di Cristo, quell'angelo sterminatore dovrà togliere la vita anche a te. È una brutta notizia, ma ti voglio dare una bella notizia, che oggi il Signore è in mezzo a noi e la nostra Pasqua che è stata sacrificata, Lui sta dicendo: oggi tu hai l'opportunità che quel sangue che è scorso sulla, non so se si dice così, scorso è giusto? Sì, scorso. Stamattina sono un po' in crisi con i verbi, fratelli, abbiamo dormito pochissimo, siamo arrivati ieri sera tardi, quindi la mia bocca è un po' impastata. Comunque, è un argomento biblico molto forte. Oggi la nostra Pasqua è in mezzo a noi, Cristo, il sangue di Cristo sta ancora scorrendo sulla croce e basta che tu lo spargi sullo stipite del tuo cuore. Un giorno Cristo passerà, l'angelo della morte passerà e tu sarai salvato perché Lui ha visto la vita di Cristo scorrere in te. Dicevamo, il significato della parola Pasqua è andare oltre, perché il Signore ha dato questo comandamento, ha dato questa festa da celebrare agli ebrei proprio all'interno dei confini d'Egitto. Noi vedremo che ci sono 3 significati particolari, ok? C'è un significato geografico del perché il Signore ha dato in quella particolare situazione geografica, la Pasqua, la seconda per un significato spirituale e la terza per un significato personale, ok? Voi sapete che l'Egitto era un paese tecnologicamente molto avanzato, ancora oggi noi vediamo che l'unica meraviglia del mondo antico che è in piedi è la grande piramide, ok? Le 3 grandi piramidi che sono state costruite. L'Egitto era un paese florido, potente militarmente parlando, e è un paese però che ha dato una schiavitù al popolo ebraico. L'Egitto rappresenta che cosa nella Bibbia? Rappresenta il peccato, ok? Mentre il popolo di Israele che stava per uscire andava nel deserto, il deserto rappresenta invece il cammino di maturità spirituale che ogni credente deve fare per arrivare dove? Alla terra promessa, che è la nostra maturità spirituale conquistata. Quindi l'Egitto rappresenta il peccato, il deserto rappresenta il cammino spirituale per arrivare alla maturità e la terra promessa rappresenta la maturità conquistata. Caro fratello, perché il Signore ha dato la Pasqua proprio all'interno dei confini dell'Egitto? Io ti invito a ricordare un attimo soltanto quando il Signore è entrato nella tua vita. Il Signore è entrato nella tua vita e ti ha presentato il sacrificio dell'agnello nell'esatto momento in cui tu eri schiavo dell'Egitto, del peccato, della parte del momento più buio della tua storia. Allora in quel momento il Signore Gesù è venuto verso di te, ha mostrato il suo amore attraverso la croce e ti ha detto: caro figlio, prendi del sangue dell'agnello, mettilo sullo stipite del tuo cuore. Io passerò questa notte, ma tu sarai risparmiato perché tu appartieni a me. Allora il Signore è qua per dirti questa mattina, caro mio, che il Signore ha dato la sua vita per te affinché tu possa prendere il sacrificio di Cristo come l'unico motivo della tua vita e come unico motivo della tua salvezza. Prendi del sangue dell'agnello, basta che tu chiudi i tuoi occhi e dici: Signore, io voglio appartenere a te, non voglio rimanere nell'Egitto. Forse tu stai passando un momento in cui l'Egitto è dentro di te, no? Sapete qual era il più grande problema di Israele? È che il Signore lo stava per togliere dall'Egitto, ma l'Egitto non usciva dal cuore delle persone. A volte noi fratelli siamo così, il Signore ci toglie dal peccato, ma il peccato rimane dentro di noi. La mentalità peccaminosa rimane dentro di noi. Ci sono fratelli che hanno bisogno di liberazione spirituale, ci sono fratelli che hanno bisogno di perdono, ci sono fratelli che hanno bisogno di togliere il peccato dal proprio cuore, l'Egitto dal proprio cuore. Io ti dico che la Pasqua stamattina può essere anche la tua Pasqua, la liberazione può essere la tua liberazione. Il sangue dell'agnello libera e dà vita. Il sangue di Gesù ha un potere enorme nei confronti delle potenze del male. Il tuo Egitto sta per essere lasciato dietro le spalle. Tu stai passando i confini, ma bisogna che tu faccia una cosa, che tu sacrifichi il tuo agnello quest'oggi
che tu prendi il tuo sangue, il sangue dell'agnello, e tu cominci a spalmarlo sugli stipiti del tuo cuore, dicendo: Signore, fino ad oggi io ho vissuto una vita di cristiano 50 e 50, sono ancora nei confini dell'Egitto, ma io oggi voglio essere liberato completamente da quello che io sono per essere quello che vuoi che io sia. Questa è la nostra Pasqua oggi. Il significato spirituale geografico del perché Gesù ha istituito la Pasqua all'interno dei confini dell'Egitto è perché lui voleva dare l'idea che l'Egitto era solo un momento di passaggio. Doveva essere liberato dall'Egitto il popolo, e oggi tu puoi essere liberato da tutto quello che ti opprime il cuore attraverso il sangue dell'agnello che è stato sparso. La cosa interessante è che mentre gli ebrei uscivano dall'Egitto, in Deuteronomio capitolo 1 c'è un numero molto interessante, no? A volte noi passiamo sopra i versetti così, ma dice che dai confini dell'Egitto ai confini della terra promessa c'erano 11 giorni di cammino, ok? 11 giorni di cammino che potevano essere percorsi direttamente, arrivare ai confini della terra promessa, entrare nella terra promessa e al 12° giorno essere già liberi di conquistare tutta la terra promessa. La cosa interessante è che il popolo di Israele uscito dai confini dell'Egitto, quanto tempo ha messo per arrivare alla terra promessa? 40 anni. 40 anni, girando, e se voi vedete le cartine geografiche, il percorso di Israele era a cerchio, no? Loro camminavano sempre intorno allo stesso problema. Fratelli, a volte non è così con i nostri problemi della nostra vita che non risolviamo. Noi giriamo e giriamo, sempre intorno al monte, no? Dove Dio ci ha dato la legge, e noi giriamo sempre lì. E per 40 anni noi giriamo in quel posto, no? Ma il Signore ci dice: andiamo oltre. A Pasqua cosa significa? Andare oltre. Andiamo oltre. E noi giriamo e siamo lì che soffriamo come dei cani, e il Signore ci dice: andiamo oltre. Quante persone del popolo ebraico, 600.000 persone, 600.000 uomini sono usciti, probabilmente circa 2 milioni di persone sono uscite dall'Egitto. Quante persone sono andate oltre? 2. Giosuè e Caleb, che sono arrivati nel paese della libertà. A volte io, quando leggo questi testi biblici, fratelli, dico: Signore, quanti di noi arriveranno a una vita cristiana matura? Quanti di noi arriveranno alla terra promessa? Perché io sono sicuro, fratelli, di una cosa, che tanti di noi ci stiamo lamentando: Signore, ma dov'è la vita abbondante che mi avevi promesso? Dov'è quella vita che straripa, quella vita piena di soddisfazione, di gioia? Dov'è? La voglio. E il Signore ti sta dicendo: vai oltre. C'è la tua Pasqua, c'è il sangue dell'agnello, c'è Cristo che è morto per te. Questo non significa tanto per te, perché il Signore Gesù, fratelli, ci dice nella parola di Dio che fiumi di acqua viva sgorgano da chi crede in Lui. Fiumi, non una goccia d'acqua, fiumi. Dove sono i nostri fiumi? Dov'è la nostra vita abbondante? Il Signore ha dato la Pasqua al confine dell'Egitto per dire: esci dal confine della schiavitù, entra nel deserto, cammina solo 11 giorni con me, io ti faccio arrivare alla terra promessa. Fratelli, che cosa meravigliosa la terra promessa. Una terra dove scorre il latte e il miele. Ma noi dobbiamo prendere questa Pasqua veramente sul serio, dobbiamo fare che Cristo possa veramente riempire il nostro cuore con la vita che scorre nel suo sangue. Guarda come loro dovevano mangiare la Pasqua. Guarda il versetto 11. Rileggiamolo insieme. Dice: mangiatelo, cioè l'agnello, in questa maniera, con i vostri fianchi cinti,
con i vostri calzari e piedi e con il vostro bastone in mano, mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Che modo curioso di mangiare la Pasqua, no? Fianchi cinti, bastone in mano, sandali ai piedi, ma perché il Signore dava queste indicazioni, no? Chiaramente tutto questo ha un significato spirituale, simbolico, no? I fianchi cinti. La cosa interessante è che gli ebrei, non so se avete visto qualche disegno oppure qualche fotografia, ancora oggi gli arabi vestono così, avevano una veste molto lunga, no? Che arrivava praticamente fino alle caviglie, no? Quando loro dovevano camminare facevano una cosa interessante, loro raccoglievano il lembo della loro veste, la portavano in vita e poi cominciavano a legarsi, no? La veste, in modo che potessero avere le ginocchia libere e cominciare liberamente a camminare, altrimenti con la veste che arrivava fino ai piedi loro cosa facevano? Inciampavano, ok? Questo ha un significato spirituale molto forte. Quando noi cominciamo a camminare il Signore, quando noi capiamo che la Pasqua, il nostro Cristo, è stato sacrificato per noi dobbiamo essere pronti a camminare con Lui. Noi dobbiamo avere la nostra vita libera di seguire il Signore. Noi dobbiamo avere la nostra vita capace di seguire il Signore. Cosa dice la parola di Dio nel Nuovo Testamento? Gesù ha detto questo: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso cosa vuol dire? Tirati su il vestitino, caro mio. Lascia le ginocchia libere di camminare, perché nella tua vita ci sono tante cose che impediscono. La nostra Pasqua è proprio questo, fratelli. Tira su il tuo vestito, tutto quello che non riguarda le cose spirituali, lascialo da parte, perché io voglio che tu cammini con me, dice il Signore Gesù. Il vestito deve essere cinto in vita, poi con i nostri sandali in piedi. Sandalo è simbolo di libertà. Sapete chi è che aveva i piedi nudi? Gli schiavi. Provate a immaginare oggi di andare in giro a piedi nudi, no? Il Signore ci dice: mettiti i tuoi sandali perché io voglio portarti fuori dai confini dell'Egitto, tu sei una persona libera. La cosa interessante, fratelli, è che noi non percepiamo tante volte la libertà che il Signore ci ha dato. Noi non percepiamo la libertà dal peccato, noi non percepiamo la libertà, c'è una cosa di cui il Signore ci ha liberato. È la cosa più brutta che può capitare a un essere umano, sapete qual è? Si chiama morte. Quando Gesù ha sacrificato la propria vita per me e per te, Lui ci ha detto: mettiti i sandali perché io ti ho liberato perfino dal tuo nemico peggiore, che è la morte. Quando tu chiuderai i tuoi occhi su questa vita, sarà un secondo, no? Tac. Prova a immaginare. Il tuo corpo smette di respirare, il tuo cuore smette di battere, il tuo cervello, le funzioni elettriche smetteranno. Un secondo dopo, forse neanche un secondo dopo, tu aprirai gli occhi e tu vedrai l'eternità col Signore, vedrai gli angeli cantare, sarai insieme al tuo Signore, non ci saranno più bollette da pagare, non ci sarà più sofferenza, non ci saranno più difficoltà, non ci saranno più liti tra fratelli, ci sarà un'adorazione perfetta e tutto funzionerà in un attimo, tac tac, così. Dice la parola di Dio, l'Apostolo Paolo: in un batter d'occhio le nostre vite saranno trasformate. Questa è la mia speranza e la speranza dei miei fratelli che hanno ricevuto Cristo e che hanno sparso il proprio cuore col sangue dell'agnello. Io vivo per questo. La settimana scorsa ho parlato con una sorella, ma abbiamo parlato proprio del rapimento della Chiesa, no? E lei ha cominciato a dire: ma fratello, ma non dirmi queste cose che a me la morte mi spaventa, ma io voglio andare di là invece. Voglio andare di là, voglio andare a vedere il mio Signore, voglio smettere di vivere sofferenza su questa terra, perché fratelli, sei d'accordo con me che ci sono pochi cieli aperti in questa vita? Ma pochi davvero. Sei d'accordo con me? O ti piace vivere sulla terra qua? Se oggi io facessi una preghiera: Signore, fa che l'angelo della morte arrivi e faccia una bella pulizia, chi sarebbe d'accordo con me?
Wow, mica tanti però, mica tanti. Ma guarda cosa ci dice la parola di Dio. Lasciatemi questa parentesi, no? Vi siete mai chiesti perché il Signore ha usato il termine rapimento della Chiesa? Ok? Vi siete mai chiesti perché? Non ha detto io vi porto con dolcezza in cielo. Non ha detto così. Io vi aprirò una scala e voi dolcemente salirete. Lui vi dice io vi rapirò. Gente, ma rapire è una cosa violenta, sì o no? Cioè tu strappi una persona dalle sue radici, dalla sua famiglia, dai suoi affetti. Perché il Signore usa la parola rapimento della Chiesa? Perché vi dico una cosa brutta, fratelli, perché noi siamo aggrappati alle cose di questo mondo e il Signore, anche se siamo cristiani, un giorno ci dovrà rapire, strappare dalle nostre radici che sono qua. Noi siamo attaccati alle cose di questa terra e la Pasqua rappresenta l'esatto contrario. Non dobbiamo essere attaccati alle cose di questa terra. Perché il sangue di Cristo rappresenta la vita, la vera vita, è Cristo. È la nostra Pasqua è questo, la nostra vita non è la nostra famiglia, la nostra vita non sono i nostri figli, la nostra vita non è la Chiesa, non è il nostro marito, non è la nostra moglie, niente di tutto questo, la vita è Cristo. E il sangue di Cristo rappresenta la vita che è stata versata per me e per te sulla croce e oggi tu puoi dire Signore, io voglio questa vita. Io non voglio essere rapito, io voglio essere portato dolcemente in cielo, io non voglio essere aggrappato alle cose di questa terra. E fratello mio, andiamo oltre. Pasqua è andare oltre i confini dell'Egitto. I nostri sandali ai piedi, noi dobbiamo essere liberi dalle cose di questa terra. E il bastone in mano, ok? Prima il vestito cinto, pronti a camminare, poi i sandali, simbolo di libertà, e infine il bastone in mano. Il bastone nella testa di un ebreo era una cosa molto chiara, era il simbolo dell'autorità, perché col bastone gli ebrei guidavano il gregge, andavano davanti, col bastone picchiavano i lupi, col bastone facevano passare sotto le pecore una a una. Per loro quando il bastone veniva alzato la pecora doveva stare attenta, perché? Perché doveva seguire la voce del padrone. Il Signore ha dato a noi ciascuno un bastone che è il bastone dell'autorità cristiana. Quando il diavolo viene verso di noi, cari fratelli, noi abbiamo il nostro bastone dell'autorità e noi possiamo dire vattene via nel nome di Gesù, io non ho niente a che fare con te, tu non hai niente a che fare con me e ti ordino di andartene dalla mia vita. Ci sono famiglie, fratelli, che stanno patendo le angherie del diavolo, del demonio e di demoni, di spiriti familiari, perché questo è biblico, da generazioni, e stanno cercando di distruggere famiglie, figli, mogli, mariti, rapporti familiari. E quando noi non prendiamo posizione, fratelli, che abbiamo posizioni in Cristo di dire vattene via nel nome di Gesù, e sta scritto così perché Gesù ha risposto con la parola di Dio, noi purtroppo, fratelli, apriamo una breccia nella nostra famiglia. Ma se tu ti rendi conto che il tuo bastone è lì in mano a te e tu puoi ordinare al nemico di andarsene via nel nome di Gesù, questo succede e la catena si spezza. È questo che dovevano imparare. Prendete il vostro bastone in mano, state per uscire da questo peccato che vi ha condannato per 400 anni, avete un'autorità in mano. Fratello mio, tu hai un'autorità in mano che puoi usare nel nome di Cristo Gesù. Questo è un esempio che io ho già fatto. Provate a immaginare, chi ha già visto, io ho visto, è una follia, la città di San Paolo, ok? Quasi 28 milioni di abitanti, una follia per un mantovano che vive in una città di 60.000 abitanti. Vedere San Paolo è una bolgia, ok? 8 corsie da una parte, 8 corsie da un'altra. Ho detto, Signore, quando tornerò non mi lamenterò mai più del traffico che c'è in città nella mia città, no? E provate a immaginare un vigile urbano, sapete quelli che ci sono anche negli Stati Uniti, no? Che si mettono su quei panettoni a dirigere il traffico, ok? Il vigile urbano è il primo giorno di lavoro in mezzo alla città di San Paolo, ok? Lui entra nella strada, si mette sul panettone, comincia a tremare, ok? Però alza la sua paletta. In quel momento il traffico cosa fa, secondo voi? Si ferma, sì o no? Si ferma, sì. Sapete perché si ferma? Perché lui ha autorità di farlo.
è perché lo Stato gli ha dato autorità di farlo. Lui ha il distintivo. Io ti dico una cosa, caro mio, anche se sei il primo giorno di credente, tu hai l'autorità di fermare l'azione di Satana nella tua vita. Qualsiasi schiera diabolica venga contro di te, hai il tuo bastone e puoi dirgli basta. Tu non hai dominio su di me, tu non hai dominio sulla mia famiglia, io sono un figlio di Dio e bisogna andarne fiero. E Cristo ha dato il suo sangue, la sua Pasqua è stata sparsa sopra di noi, il suo sangue è stato sparso sopra di noi, in modo da darci questo bastone dell'autorità che Lui ci ha dato. Quando io penso alla Pasqua, fratelli, penso a Cristo, no? In quella stanza, quando ha condiviso il pane e il vino con i Suoi discepoli. E provate a immaginare il momento, no? Gesù sapeva esattamente, guardando ciascuno di loro, che tutti l'avrebbero tradito. Tutti. Tutti sarebbero scappati. Non ce n'era uno di loro, in mezzo ai 12, che fosse tanto diverso da Giuda. Siete d'accordo con me? Tutti l'hanno tradito, tutti sono scappati. Eppure Gesù ha detto una frase in quella sera che mi emoziona. Lui ha detto: ho grandemente desiderato consumare questa Pasqua con voi, insieme a voi. E quando lui pensava ai suoi discepoli, pensava a che loro sarebbero andati oltre i confini della propria umanità, oltre i confini di una visione limitata della vita. E quando io vedo la vita dell'Apostolo Pietro, fratelli, che è scappato e ha tradito Gesù e l'ha rinnegato, predicare 50 giorni dopo e 4.000 persone si sono convertite, lui è andato oltre, sì, è andato oltre. E Cristo sta aspettando questa cosa da me e da te, di andare oltre le nostre vite, oltre la nostra visione limitata della nostra esistenza. Sta dicendo: fratello, caro figlio mio, prendi il bastone e comincia a camminare con me, perché io voglio farti andare oltre i confini del peccato. Fratelli, questa è la nostra Pasqua. Cristo è stato sacrificato e la parola di Dio ci dice che Cristo è la nostra Pasqua. Lui è andato oltre i confini della sua divinità, i confini della sua umanità, i confini perfino della sofferenza, per essere crocifisso. E adesso ci sta dicendo: adesso tocca a te. La Pasqua è andare oltre. Io sto aspettando che tu vada oltre quello che tu sei stato fino ad oggi. Ma per questo, fratelli, noi dobbiamo prendere una decisione nelle nostre vite, di seguirlo ogni giorno della nostra vita. Io vorrei che tu potessi chiudere gli occhi in questo momento. Vorrei pregare insieme a te. Chiedendo al Signore che Lui possa farti riflettere sul senso della Pasqua. La Pasqua che è stata data